C'è poi la parte sociale ed economica anche che si legano, il tema dell'occupazione, il tema di mantenere per esempio giovani laureati nel nostro territorio. Abbiamo la fuga cosiddetta dei cervelli, la gente che si specializza, che ha specializzazioni molto importanti, che non trovando lavoro nella nostra realtà veneta scappa, impoverendo anche la capacità di costruire un gruppo dirigente, un sistema di reti culturali, tecniche da mettere a disposizione del sistema delle imprese. Noi non vinciamo la sfida futura come sistema economico, imprenditoriale, se non investiamo nelle risorse umane, se non investiamo nell'innovazione di prodotto, se non investiamo in quelle aziende che lavorano per rendere più competitiva dal punto di vista internazionale la propria azienda. Per questo noi riteniamo che sia utile mettere a disposizione un sistema biennale di investimenti 15 più 15 a sostegno delle imprese che assumono giovani laureati ad alta specializzazione, che lavorano soprattutto sull'innovazione di prodotto e sulla nuova frontiera delle sfide imprenditoriali che abbiamo nella nostra regione. Dare un contributo a un'impresa per 2 anni che assume un giovane laureato, lo tiene qua, per poi stabilizzarlo dal punto di vista occupazionale, rendere più forte quell'azienda, è sicuramente un punto di eccellenza su cui un bilancio, una regione come la nostra si deve attivare. Seconda questione, emergenza sociale, tantissime famiglie, questo è un tema che abbiamo affrontato l'anno scorso, è ancora persistente e drammatico in questo momento, famiglie senza reddito, situazioni di disperazione dal punto di vista della possibilità di pagare gli affitti, le bollette, i costi della scuola per mandare i figli a scuola. Ecco, su questo fronte noi riteniamo piuttosto che azioni come si dice, di assistenza pura, seppur importante, sia utile magari mettere a disposizione, come l'anno scorso, una quantità di risorse importanti per creare in collaborazione con le amministrazioni locali opportunità di lavoro, per utilizzare questo personale che sicuramente può essere assunto a termine, per fare attività utili. Sto pensando alla sistemazione delle strade, del verde, l'assistenza agli anziani, ecco, tutta quella serie di attività che portano un reddito alla famiglia, ma che sono anche funzionali a una migliore qualità, ecco, organizzativa e di risposta ai cittadini nelle realtà territoriali. Questa resta poi l'altra grande partita sul sociale. Avete visto che mancano una serie di risorse, ci sono una serie di tagli che noi abbiamo quantificato attorno, poi i consiglieri che seguono ogni settore avranno modo di poter dire con più puntualità. Comunque mancano dal nostro punto di vista 14 milioni sul fondo per la non autosufficienza. Naturalmente quando mancano questi soldi si taglia sulle case di riposo, si taglia sui servizi ai disabili, sui pazienti che hanno patologie mentali, quindi questo è l'ambito su cui noi vogliamo intervenire, e credo che il minimo, la cifra minima per mettere in pareggio questo taglio sia quello di mettere a disposizione minimo 14 milioni di euro. Ed infine il tema dell'ospedale di Padova. Noi riteniamo che l'esperienza dei project come li abbiamo vissuti in questi anni sia un'esperienza che non va più riproposta, che ci debba essere un forte contributo e impegno pubblico per la realizzazione di questo polo ospedaliero, che non è un polo ospedaliero solo legato all'idea di risposta ai bisogni dei pazienti, alla fase acuta, seppur in maniera straordinaria. Vuol dire tenere nel nostro territorio ricerca, innovazione, mantenere nel Veneto
quella serie di attività che aiutino la sanità veneta a restare comunque uno dei punti di riferimento a livello nazionale e a livello internazionale. Noi proponiamo su questo fronte, anche qua, attingendo dai fondi della sanità, quindi qua usciamo dalla sfera dei soldi chiesti sugli investimenti sull'ambiente e ferrovia. Qua pensiamo che vadano utilizzate le risorse della sanità, mettendo a disposizione da subito 100 milioni di euro, con un intervento anche questo pluriennale di 9 anni, con un'aggiunta di 50 milioni ogni anno. Questo permetterebbe a chi realizza l'ospedale di poter avere un elemento di certezza tale da garantire un rapporto col sistema bancario, col sistema di finanziamento, per poter sicuramente partire in maniera molto forte e strutturata sulla gestione pubblica di questo grande intervento che una volta per tutte deve essere chiarito che noi siamo per farlo, per attivarlo, non ci possono essere più scorciatoie, elementi di discussione inutile, mettendo a disposizione le risorse. Credo che ci siano le condizioni nel bilancio della sanità, facendo delle scelte anche in questo caso prioritarie, ecco, portare in porto questa grande opera. Naturalmente poi resta sul tema degli interventi più particolari. Noi ci teniamo molto, per esempio, al tema degli interventi per la sistemazione delle scuole, del sistema infrastrutturale delle scuole, dove ci sono 20 milioni a disposizione, ma che non riguardano le scuole medie e superiori. Ecco, riteniamo che anche sul tema della scuola ci debba essere quell'attenzione che non c'è stata in questi anni da parte della giunta regionale. Naturalmente queste sono le macro aree su cui interveniamo, poi ci saranno interventi più particolari, faremo uno sforzo di evitare, come sta succedendo, mi sembra di capire, all'interno della maggioranza, di lavorare molto sul dettaglio, sul piccolo, così sul lavorare, sul tirare di qua e di là le scelte di bilancio, perché riteniamo nelle fasi straordinarie come quelle che stiamo vivendo, come in tutte le famiglie, ci sia bisogno di fare delle scelte prioritarie. Ci sia il coraggio di dire questo è urgente, prioritario, questo lo rinviamo ai prossimi anni, e ci sono anche delle cose che sono superflue. Volevo dirvi 800.000 euro, faccio uso solo sta cifra, così so che le associazioni dei combattenti si arrabbieranno con me, però 800.000 euro per le associazioni, magari li mettiamo per aiutare una famiglia, un cittadino, un imprenditore che è in difficoltà. Dobbiamo avere la capacità, il coraggio politico di fare delle scelte che possono essere in taluni momenti anche ti possono mettere in difficoltà, ma come sempre quando si è in assenza di risorse illimitate bisogna saper scegliere. Credo che la scelta di dare sicurezza ambientale, idraulica alla nostra regione per difendere i nostri territori sia la prima priorità. Garantire un sistema di trasporto pubblico rotaia sia l'altra grande disponibilità da mettere in campo. I temi di un'idea di sviluppo, quando diciamo investiamo sui giovani universitari, quelli che si sono laureati, quelli che hanno fatto master, perché restino qui, vuol dire investire sul futuro di questa regione. Per questo noi insistiamo molto su questa manovra e su questa possibilità di intervento. Io mi fermerei qua,